Est-Ovest in esclusiva vi racconta Sabetta, la città del gas di Putin che brilla nella notte artica siberiana. A Vienna il nuovo governo di centrodestra vuole dare la cittadinanza austriaca anche agli altoatesini. La via della seta cinese è arrivata in Adriatico e nei Balcani. I frati di Kraljeva Sutjeska, francescani che si battono per una Bosnia unita. Ai Weiwei a Praga ha creato una installazione dedicata ai profughi del Mediterraneo. Le fiamme proiettano fasci di luce nella notte artica. È il gas a illuminare l'orizzonte della nuova frontiera russa, il grande nord siberiano, dove si concentrano i maggiori giacimenti del mondo. Un tesoro nascosto sotto il ghiaccio della tundra. Quando arriviamo in questo ambiente estremo ci sono 30 gradi sotto zero, ma i venti possono spingere le temperature fino a meno 50. Siamo 600 km a nord del circolo polare, sulla penisola di Yamal, regione autonoma di interesse strategico. Qui, dove il fiume Ob incontra il mare di Kara, 5 anni fa, dal nulla è sorta Sabetta. Un avamposto dove il Cremlino ha promosso la creazione di un gigantesco impianto, il più settentrionale del pianeta, per la liquefazione del gas. Sabetta è una città costruita sul gas e per il gas e da questo porto il gas liquefatto viene esportato in tutto il mondo attraverso i passaggi a nord-ovest e a nord-est. Questa nave, ancorata a Sabetta, è la Christophe de Margerie. L'hanno chiamata così in onore dell'amministratore delegato della Total, morto nel 2014 in un incidente in un aeroporto di Mosca. È una nave speciale perché è un'enorme gasiera ma anche un rompighiaccio capace di sbriciolare lastre spesse più di 2 metri e di farsi strada nell'Artico. Il riscaldamento globale, infatti, ha aperto nuove rotte che riducono di molto i tempi di navigazione. Yamal è un progetto da 23 miliardi di euro, 800 milioni dei quali finanziati da Banca Intesa. L'azionista di maggioranza è Novatek, produttore privato di gas che fa capo a Leonid Mikhelson, l'uomo più ricco di Russia, ma le altre quote appartengono a cinesi e francesi. Hanno cominciato con il porto, poi hanno costruito lo scalo aereo, la centrale elettrica, le cisterne, in un delicato equilibrio tra approvvigionamento energetico e rispetto ambientale. Via via questa città è cresciuta fino a contare 30.000 persone, più decine di volpi artiche, che girano furtive, soprattutto di notte, in cerca di cibo e calore. La strada principale passa sotto le condutture e attraversa una piazza con al centro una chiesa ortodossa in legno, inaugurata l'anno scorso dal patriarca Kirill in persona. Nina, nata a Grozny, in Cecenia, all'altro capo della Russia, è arrivata come volontaria. Siamo qui alla fine del mondo come missionari, rivela. Cerchiamo di dare conforto spirituale a tanta gente che ha trovato soluzione ai propri problemi materiali, ma si trova lontano dagli affetti più cari. I bisogni vengono ridotti al minimo, ma chi si trasferisce qui l'ha scelto e di solito non si lamenta. Mi piace stare a Sabetta, ammette Yevgeny. 2 mesi fa potevo tornare a casa, ma alla fine ho preferito restare. Ha un lavoro in condizioni disagiate, corrisponde infatti uno stipendio migliore. È per questo che Yulia, di formazione economista, è venuta a lavorare qui 2 mesi come cuoca. A casa ho lasciato il marito e 2 bambini, ci racconta. Sono rimasti lì ad aspettare che la mamma torni con i soldi. Yulia si allena in palestra insieme alle colleghe, poi va a preparare i piatti per la mensa. Bisogna essere in forza per affrontare il clima ostile e i duri compiti della giornata. Nei mesi invernali il sole di fatto scompare, ma a Sabetta si lavora senza sosta e gli autobus fanno la spola tra i cantieri e la città. Che cosa fate? Chiediamo a questo operaio kazako. Costruiamo impalcature di metallo. E quante ore lavorate ogni giorno? Facciamo turni di 11 ore, risponde, con un'unica pausa in mezzo. L'impianto è entrato in funzione in occasione della nostra visita. Siamo già in grado di fornire ogni anno 5 milioni e mezzo di tonnellate di gas naturale liquefatto, spiega Dmitry, ma entro il 2019 saranno operative altre 3 linee di produzione. Totale 17 milioni e mezzo di tonnellate all'anno, pari al consumo di gas di tutta la Francia per 6 mesi. All'inaugurazione non ha voluto mancare neanche Vladimir Putin. Arrivato apposta da Mosca dopo un volo di quasi 4 ore, il presidente russo si è complimentato con i tecnici del centro di controllo. Non si è mai visto qualcosa del genere, ha ammesso il capo del Cremlino, che ha dato il via al primo carico di gas. È un evento cruciale, ha detto, per il futuro della Russia, che punta a diventare il primo esportatore mondiale di gas naturale liquefatto e a utilizzare la rotta artica anche per il trasporto merci. Di fronte agli investitori, ma anche a ministri stranieri, il presidente russo ha rivendicato un successo ottenuto nonostante gli ostacoli naturali e le sanzioni occidentali. Chi diceva che non si poteva fare, ha sottolineato Putin, alla fine si è dovuto ricredere.
A Vienna il 31enne leader del Partito Popolare Sebastian Kurz, uscito vincitore dalle urne in ottobre, ha formato il governo nero-blu con lo schieramento di destra del FPO di Heinz Christian Strache. All'indomani del giuramento davanti al Presidente della Repubblica Van der Bellen, uno dei primi annunci della coalizione nero-blu è quello di concedere la cittadinanza austriaca agli appartenenti della componente etnica tedesca che vivono in Alto Adige e ne faranno richiesta. L'annuncio l'ha dato a Bolzano il parlamentare della FPO Werner Neubauer, responsabile del partito di Strache proprio per i rapporti con l'Alto Adige, assieme al consigliere provinciale dei Südtiroler Freiheit Sven Knöll, considerato l'erede della separatista Eva Klotz. Un annuncio che ha scatenato non poche polemiche in Italia. Non è un'iniziativa nel senso di una riunificazione o qualcosa del genere, è una questione europea perché diciamo sempre anche l'Italia lo fa. L'Italia dà ai italiani in Istria, in Croazia e Slovenia la possibilità di ricevere la cittadinanza italiana come doppio passaporto e lo stesso diritto adesso vogliamo avere anche per i sudtirolesi perché tanti sudtirolesi si sentono austriaci. Ma sulla riva orientale dell'Adriatico, dove le Alpi si intravedono in lontananza, la doppia cittadinanza è un'opportunità da decenni per gli appartenenti alla comunità italiana che vivono in Croazia e in Slovenia. Ci spiega il presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremol. Con la nascita della nuova Unione Italiana abbiamo richiesto di poter avere questa tutela internazionale acquisendo anche la doppia cittadinanza, che è quella italiana. Il legislatore italiano in varie fasi ha consentito le nostre richieste, quindi ha modificato la cittadinanza consentendo a chi era nato prima del 47 nei territori ceduti, ovvero prima del 77 nella zona B e poi successivamente anche i loro discendenti di riacquistare la cittadinanza italiana purché dimostrino di essere appartenenti alla comunità italiana secondo il principio del ius sanguinis. Teniamo conto che quella volta Slovenia e Croazia erano fuori dall'Unione Europea, in Croazia c'era la guerra, c'è stata la guerra anche in Slovenia, anche se è durata per fortuna molto di meno, e quindi per noi la doppia cittadinanza ha significato una sorta anche di tutela internazionale dell'incolumità, anche della sicurezza di appartenenti alla comunità italiana. Lei ha la doppia cittadinanza, come si sente? È un qualcosa in più? La arricchisce? Ma dal punto di vista operativo, nel momento in cui sei in Europa non ti dà vantaggi pratici di nessun genere, è però una cosa che affettivamente per noi è importante, cioè la buona parte dei connazionali che hanno richiesto la cittadinanza italiana non l'hanno fatto per avere vantaggi pratici, ma perché in questo modo hanno sentito riconosciuta l'appartenenza alla nazione italiana nel senso più bello e più mazziniano del termine, senza nessun valore negativo verso gli altri popoli. Quindi per me il fatto di avere il passaporto italiano oltre a quello sloveno è un fatto affettivo molto importante. Mi riconosco nella cittadinanza slovena, nel paese, nella mia patria dove io vivo, ed è questa la mia casa, però la mia nazione d'origine, la mia nazione madre è l'Italia. Avere la cittadinanza italiana per me ha un significato morale molto, molto elevato. Ma anche gli appartenenti alla minoranza slovena in Italia possono richiedere la cittadinanza slovena mantenendo quella italiana. Presentando la richiesta al Ministero sloveno devono certificare di essere attivi nella vita della comunità. Nei Balcani e in Adriatico la Via della Seta, il grande progetto del governo cinese per trasportare merci in Europa, si sta concretizzando. In novembre a Budapest il premier cinese Li Keqiang ha nuovamente incontrato i capi di governo di 16 paesi dell'Europa orientale. Il leader cinese ha messo sul tavolo investimenti per 3 miliardi di euro. Il progetto più importante e in questo momento nella fase di realizzazione più avanzata è la ferrovia ad alta capacità tra Budapest e Belgrado. La premier serba Ana Brnabić durante la cerimonia per la posa del primo binario ha sottolineato come la Via della Seta sta costringendo i paesi dell'area a collaborare. Probabilmente la convenienza più importante per costruire questa ferrovia è che questa è la prima struttura che collega la Cina con l'Unione Europea. In questo progetto è coinvolta l'Ungheria, che fa parte dell'Unione Europea, c'è la Serbia, che è candidata per l'adesione all'Unione Europea, e c'è la Cina. La ferrovia da Belgrado dovrebbe poi essere prolungata verso sud attraverso la Macedonia fino alla Grecia, dove i cinesi già gestiscono 2 dei 3 terminal del porto del Pireo.
In parallelo sta nascendo anche la via marittima con in primo piano i porti di Genova e Trieste. Una delegazione del Friuli Venezia Giulia è stata recentemente in Cina dove ha concretizzato accordi per investimenti bilaterali. La Via della Seta è un progetto, un programma, è una grande idea che la Cina sta portando avanti e che serve non solo all'internazionalizzazione della Cina, ma anche alla ricerca di un sistema di infrastrutture che davvero si avvicini ad un mondo che è in forte espansione. Devo dire che dopo il forum che si è tenuto nel maggio del 2017 alla presenza del presidente Gentiloni e del presidente Xi Jinping, il fatto che i due presidenti abbiano indicato Genova e Trieste come i due porti terminali della Via della Seta ha dato un'enorme spinta anche al nostro territorio italiano. Il Friuli Venezia Giulia ha offerto alla controparte cinese strutture portuali efficaci e collegamenti ferroviari con l'Austria e la Germania. Abbiamo parlato di noli, abbiamo parlato di treni, abbiamo parlato di integrazione informatica con i loro sistemi, si sta entrando nella fase operativa. Cosa bisogna ancora fare? Bisogna intanto credere a questo grande progetto. Ovviamente servono le risorse, ma serve soprattutto che ci sia la volontà politica da tutti i paesi che vengono attraversati dalla Via della Seta di credere in questa via, che non è soltanto una via infrastrutturale, è anche una via della conoscenza. La Via della Seta viene però percepita con freddezza da paesi come la Germania o l'Olanda che vedono nel progetto una possibile minaccia per i porti del Mare del Nord. L'Unione Europea ha sospeso il finanziamento per la ferrovia Budapest-Belgrado, accusando il governo magiaro di Viktor Orban di aver affidato i lavori a due imprese statali cinesi senza una gara d'appalto europea. Budapest ha risposto che senza i capitali cinesi non ci sarebbe stata comunque nessuna ferrovia. Il luogo da cui per secoli si sono irradiate la cultura e la religione cattolica in Bosnia-Herzegovina è questo monastero francescano, Kraljeva Sutjeska, vicino a Kakan, nel cuore della Bosnia musulmana. Insieme a quello di Fojnica e di Kreševo, ha continuato ininterrottamente le proprie attività dal 1300, anche durante la dominazione ottomana, quando un editto del sultano Mehmed II permise ai francescani bosniaci di continuare a servire i propri fedeli. Gli ultimi anni però sono forse stati più difficili. La guerra degli anni 90 in questa parte del paese ha opposto bosniaco-croati e bosniaco-musulmani. La minoranza cattolica cominciò ad andarsene durante il conflitto. Oggi l'emigrazione continua per la difficile situazione economica. Fra Stjepan Duvnjak è uno dei soli 3 frati rimasti nel monastero. Temeljna ideologija koja je stojala na početku rata. L'ideologia alla base della guerra era quella della pulizia etnica, della separazione, creare territori etnicamente puliti. E questo in larga parte continua anche oggi, perché gli accordi di Dayton non hanno fatto altro che sanzionare i risultati della guerra. Noi francescani servivamo qui una grande parrocchia che aveva 12.000 fedeli prima della guerra. Oggi ne sono rimasti forse 1.300. Noi frati siamo rimasti solo in 3. Prima della guerra eravamo 11. Ja nas je danas ovdje samo 3, ali prije rata nas je bilo 11. Il monastero di Kraljeva Sutjeska custodisce alcuni tesori del patrimonio artistico e culturale del paese. Nella biblioteca ci sono 31 incunaboli, la metà di tutti quelli conservati in Bosnia-Herzegovina, oltre a codici e manoscritti miniati. Fino a metà Ottocento i frati scrivevano in bosančica, il cirillico bosniaco, poi in latino. I libri venivano stampati a Venezia. Nei registri dei battezzati, che arrivano al 1600, si trovano informazioni preziose sull'andamento sociale e demografico della regione. Krsti ja fra Stjepan Čatić. In questa zona della Bosnia, durante il periodo ottomano, le donne cattoliche si tatuavano, in particolare le mani, con simboli che richiamavano la croce per provare la propria fede. Una tradizione che qui è proseguita per secoli. To se radilo na blagdan Svetoga Josipa. Si faceva il giorno di San Giuseppe, mescolando acqua santa a inchiostro. Si disegnava la forma sulle mani e in modo abbastanza primitivo si bucava con l'ago. Il sangue usciva e restava la forma. I tako je ostala ta forma. Sono oltre 7 secoli che i francescani condividono la storia della Bosnia-Herzegovina con gli ortodossi e con i musulmani.
Le diverse tradizioni hanno convissuto il conflitto in uno spazio culturale comune, quello bosniaco. Le guerre degli anni 90 e la pace di Dayton hanno cercato di cancellare questa storia. Bosna je pluralno društvo, pluralna zajednica. La Bosnia è una società plurale, purtroppo oggi funziona sulla base di singole comunità etniche. Abbiamo perso la nostra identità collettiva, il patriottismo, l'amore per il paese, una identità collettiva che possa coesistere con le differenze che sono la nostra eredità storica. 2 confessioni, quella ortodossa e quella cattolica, e l'Islam. I pravoslavnom imamo dakle islam. La più grande speranza per il futuro, per Fra Stjepan, è quella di vivere in un paese normale, nel quale poter tornare a guardarsi negli occhi. Mi moramo zapravo jedni druge gledati u visini očiju. Dobbiamo poterci guardare dritto negli occhi. L'altro non deve essere una persona che vogliamo cambiare, ma uno cui consentiamo di mantenere il proprio credo, per il quale anzi rallegrarsi per il fatto che è diverso da noi. La strada che porta a questo ideale è lunga e difficile, ma non vedo alternative. Ali ne vidim drugoga. Decine di persone a bordo di un lunghissimo gommone viaggiano in mare in cerca della salvezza. 2 figure nuotano in acqua, il braccio alzato, sembra chiedere aiuto, ma è guardandola dall'alto che questa moderna arca di Noè libera tutta la sua forza espressiva. Centinaia di figure nere indistinguibili, ammassate, fuggono da guerre, persecuzioni, povertà. I rifugiati, l'avanguardia di un popolo, li definiva Hannah Arendt nel 1943. Ma non c'è nessuna crisi dei rifugiati, solo una crisi di esseri umani, ci dice Ai Weiwei, che ha scelto la Galleria Nazionale di Praga per la sua opera Law of the Journey, la legge del viaggio. Ai, uno dei più affermati artisti contemporanei, è egli stesso un rifugiato politico. La colossale installazione, oltre 70 metri, è stata pensata proprio per questi spazi. L'ex fiera del commercio, tra il 39 e il 41, fu usata dai nazisti come punto di raccolta degli ebrei che venivano poi deportati in campo di concentramento. Alle pareti le foto scattate dallo stesso Ai Weiwei in anni di impegno sul campo in favore dei richiedenti asilo nei Balcani, in Africa, nel Mediterraneo. Il tema dell'accoglienza è stato agitato come spauracchio nella recente campagna elettorale, ci racconta Veronica Wolf, 2 anni di studio a Venezia, oggi direttrice del Dipartimento Mostre, Educazione e Comunicazione della Galleria. Ci sono tante discussioni e non sempre positive verso la migrazione. Allora noi come Galleria Nazionale sentivamo importante di aprire questo tema, non necessariamente dare tutte le risposte, ma comunque aprire una discussione. Un progetto lungo un intero anno con decine di iniziative rivolte a studenti e al pubblico. Mentre visitiamo il museo, non lontano dai Picasso e dai Dürer della collezione permanente, si tiene un seminario rivolto agli insegnanti per riconoscere e combattere le fake news sui migranti, un fenomeno che si sta propagando via social network anche in Repubblica Ceca. Poi Jitka Kozikova, attivista di Medici Senza Frontiere, racconta la sua esperienza in prima persona nelle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. I was on a ship Bourbon Argos last year where we did the rescue operations. Sono stata sulla nave Bourbon Argos l'anno scorso per operazioni di soccorso in mare. I docenti mi chiedono della mia esperienza, vogliono conoscere la mia opinione su queste persone che attraversavano il Mediterraneo e come avveniva il salvataggio. Took place where we were. La Galleria Nazionale ospita per l'occasione altre 2 opere di Ai Weiwei. All'entrata siamo accolti da un lunghissimo serpente fatto da 5.000 zaini, il numero di bambini cinesi morti nel terremoto del Sichuan del 2008, una denuncia che squarciò il velo di omertà dei media governativi di Pechino. E poi la lavanderia, quello che rimane della crisi umanitaria di Idomeni in Grecia, dove nel 2016 il governo macedone bloccò migliaia di migranti che cercavano di raggiungere la Germania attraverso la rotta balcanica. Ci sono i vestiti, ci sono le scarpe e altri oggetti che sono stati dimenticati. Ai Weiwei è stato lì e li ha collezionato e poi lavato, per questo si chiama lavanderia, e poi presentato in questa maniera. La collaborazione con l'artista continuerà anche nel 2018 grazie all'acquisto del documentario Human Flow girato da Ai Weiwei per raccontare al mondo il dramma dei rifugiati e presentato a Venezia.